I registi in Friuli, come diceva il mio amico Pier Mario Ciani, Bertiule alle periferie di New York. Allora, al DDV, se in Friuli o in Patagonia non cambia nulla dal punto di vista delle relazioni e delle possibilità, no? Di comunicare, di divulgare, di fare. Se Furlan invece come regista ha il discorso di identità, delle dris, io ho creduto di essere una persona che vive, che è nasciuta qua, o hai un'identità che una schiera di robis che caratterizzano le storie, le culture, proprio le identità dal Friuli, e sei dentro di me, dentro delle mie sensibilità. Mio pari mi diceva con chi eri piccolo, con chi eri smedi, scusa superiore, la todestie, perché eri, secondo lui, rigide. Certe volte si pensi che ai colpe si sono finite in Germania, perché a forza di Dimal mi sono sentita di selo. Io credo che al DDV non si può fissare sul discorso delle lingue minoritarie come rappresentative di un ghetto, no? Allora, io penso al mercato audiovisivo internazionale e le lingue italiane e nelle lingue minoritarie a livello internazionale. Le lingue dal cinese è l'inglese. Allora, se un prodotto italiano di sei sottotitolato per inglese, parlato al forest, io credo che anche il Furlan, se di una lingua minoritaria come l'italiano, e tal stesso modo ha le stesse possibilità di là su un mercato internazionale come il prodotto in lingua italiana. Non sono differenze, la differenza sta dal contenuto e dalla qualità del prodotto. Gianni? Sei tu arrivato a finire il lavoro per caso? No, finì no, ma... Dal 2008 abbiamo fatto a Udin una convegna su lingue minoritarie e produzioni audiovisive a livello europeo. E lì si aveva ragionato a produttori e broadcasters di mettere ad dai progetti in rete, delle scoproduzioni, dove che ogni regione produceva un tocco e insieme si faceva una serie. Una serie che diventa rappresentativa con un comune denominatore che è delle lingue minoritarie, indipendentemente dai paesi che sono coinvolti. Credo che dopo i lade Murinte e sono una serie di esperienze soprattutto catalans, frison, galesi, che fanno coproduzioni, che comprano produzioni in lingue minoritarie che dopo traducono o fanno sottotitoli dai loro canali televisivi. Convintata era l'idea di fare un progetto che diventava un progetto pilota che dopo si slargiava anche con altre produzioni dal forest.